Giada Zanola e Andrea Favero vivevano da 1 anno e mezzo a Vigonza, cui avevano battezzato il loro bambino, e in questa occasione al parroco Don Alessandro avevano manifestato la volontà di sposarsi. La prima data scelta proprio il 1° giugno, poi rinviata a settembre e infine annullato. È stato un percorso un po' complicato in realtà, perché prima avevano previsto una data e poi, avvicinandosi a questa data, mi avevano espresso il desiderio di poterla spostare, di poterla posticipare. Io ho detto che compatibilmente con la disponibilità della Chiesa e della mia disponibilità questo si poteva fare, e poi effettivamente l'avevamo fissato per il mese di settembre. Avremmo dovuto poi cominciare il percorso più specifico di preparazione, che non è mai iniziato, perché poi Andrea mi ha telefonato dicendo che le cose non si sarebbero più fatte, che il matrimonio non si sarebbe più fatto. La cosa mi ha un po' sorpreso, perché dico: ma aspettiamo un po', dico vediamo un po', magari incontriamoci, parliamone un po' insieme. E lui mi dice: no, abbiamo bisogno di un tempo di chiarimento, di un tempo un po' di riprendere in mano il nostro rapporto, per cui ci sentiremo più avanti. Difficoltà che le coppie possono incontrare nel cammino, ma che non lasciavano presagire al dramma immenso che si è compiuto martedì notte. E io comunque non è che li abbia conosciuti in maniera così approfondita da poter conoscere nella profondità le loro vite, le loro storie. Certo, si sapeva, si notava che magari qualche fatica, qualche difficoltà c'era nel rapporto, ma direi come ogni altra coppia, come ogni altra relazione di cui spesso siamo testimoni, ma che avesse un epilogo così violento, così drammatico, no, io non avrei mai pensato. La comunità di Vigonza è scossa, alcune famiglie si sono già attivate per sostenere il figlio della coppia che frequenta l'asilo parrocchiale. Io dico che questo è un po' più il tempo del silenzio, nel senso che abbiamo bisogno anche un po' di capire, di comprendere, di un po' di renderci conto di quello che è successo. È il tempo della preghiera, perché poi c'è bisogno di accompagnare sia la famiglia, sia il bambino, sia la famiglia di chi ha subito la violenza, ma anche la famiglia di chi questa violenza l'ha prodotta. Per i funerali della 33enne si attende il nulla osta, la riconsegna della salma ai familiari. I funerali potrebbero tenersi a Brescia, paese d'origine di Giada.